Roma, Italia. Sigma. Welcome to Nightlife Sessions. Mixando DJ Sigma. This is Nightlife Sessions. DJs. Mixa la tua musica. DJs. In the mix. Play the music. Welcome to Nightlife Sessions. You're listening to Nightlife Sessions with Sigma. This is Nightlife Sessions with me, Sigma. Ciao a tutti, benvenuti a Nightlife Sessions. È in partenza l'episodio numero 364 con il sottoscritto Sigma. Questa settimana è un paio di tracce che sono dei rework di tracce storiche, anzi 4 tracce che sono rework, perché comunque c'è anche una cosa mia. Ma iniziamo subito con l'ennesima versione, ma secondo me non sono mai abbastanza, di Punk di Ferry Corsten, stavolta insieme a Kasia. Sigma. In console. Sigma. Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions.
Vabbè, io amo questo pezzo, uno dei miei pezzi dance preferiti di sempre, nella versione originale, nella versione di Arti che anche era veramente forte. Anche questa qui è molto carina. Andiamo avanti con un altro rework, perché ormai non va più di moda mettere il remix di, ma semplicemente diventa una collaborazione. Stavolta parliamo di Benassi insieme ad Artbat, e questo è il rework di Love Is Gonna Save Us. Stones and flowers on the ground, we are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking in the crowd, we are lost and found, but love is gonna save us. Stones and flowers on the ground, we are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking in the crowd, we are lost and found, but love is gonna save us. Stones and flowers on the ground, we are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking in the crowd, we are lost and found, but love is gonna save us. Escuchi a Nightlife Session. Nightlife Session. We are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking in the crowd, we are lost and found, but love is gonna save us. But love is gonna save us. Eh sì, stiamo tornando a quel periodo lì, al periodo dell'electro, insomma la melodic techno di cui si parla oggi sembra veramente somigliare molto all'epoca dell'electro in cui emerse Benassi, così come i vari cloni suoi e comunque tutto quel filone lì. Si chiamava Electro House allora e oggi magari si chiama Melodic Techno, ma è più o meno la stessa cosa. Questa era Love Is Gonna Save Us di Benassi insieme ad Artbat. Andiamo avanti, lacrimina perché arriva un nuovo singolo di Tomcraft che sappiamo essere scomparso da poco, evidentemente è un singolo postumo che si intitola Drama Kit. Down the soul.
Era Drama Kid di Tomcraft, riposa in pace e continueremo comunque a suonare la tua musica, uscito su Magic Music. Andiamo avanti, arriva quello che è un amico, perché ormai ho condiviso la console con lui qualche giorno fa, Pablo Say dalla Spagna. Mi manda in anteprima il suo EP che sarà l'esordio della sua nuova label e si intitola, tra le sue tracce, tra le varie tracce che escono, ho scelto questa che si intitola I Love You. Musica. Sygma. You're listening to Nightlife Sessions. Am I the one you crave?
Pablo Say o Pablo Say, anche se lui preferisce dirlo all'inglese, come mi ha detto di persona, con I Love You in uscita sulla sua etichetta. A breve avete avuto questa anteprima, gran bravo DJ, gran bravo producer e anche gran brava persona, insomma molto, molto carino, molto simpatico. Andiamo avanti, arriva May Larke con For the Soul. Sygma in the mix. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. For your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul. Music for your mind, music for your body, music for your soul.
Era For the Soul di May Larke in uscita su Shodan Records. E si prosegue con Nightlife Sessions, episodio numero 364. Arrivano i Drunken Kong direttamente dal Giappone con Going Back. Emozioni. Sygma. Stai ascoltando Nightlife Sessions.
Going Back, torniamo indietro con i Drunken Kong, anche se insomma il campione vocale non credo che sia un invito, è semplicemente un campione che sembrava figo, fa ritmo, ci sta bene e quindi teniamolo. Andiamo avanti, allora tocca a me perché è uscito in questi giorni il remix, un altro rework di un classicone insieme a Bismark e Sygma. Era già uscita l'originale qualche mese fa, di Chrome, pezzo storico del principe Bismark, che abbiamo riproposto in una chiave moderna e riproposto in questo remix dell'amico, ormai lui è il mio remixer preferito, Sebastiaan Hooft. Mix in the mix. Musica. Sygma. DJ Sygma. And you're listening to Nightlife Sessions.
Ed era Sebastiaan Hooft che remixa Bismark e Sygma, quindi me, con Chrome, uscito su Zuma Records. E vorrei ringraziare tutti i DJ che lo stanno supportando, perché devo dire qualche bel nome è uscito fuori, insomma. Altro rework, altra coppia di fatto, e non è più quello lì che remixa quell'altro, ma è uscito come End. Parliamo di Mauro Picotto che insomma da un po' sta facendo uscire diversi remix di suoi brani classici, e stavolta insieme a Eftihios, che già remixò la sua Lizard e la sua Verdi, e stavolta ci propongo una nuova versione di Like This, Like That. DJ Sygma.
This is like this is like this è di Mauro Picotto ed Eftihios, in uscita su Armada. Andiamo avanti, stavolta inedito, ma sono sempre una coppia, cioè una coppia collaborazione, intesa come collaborazione, non come coppia di un duo fisso. Parliamo di Bouras insieme a Veenmol. Questo brano si intitola FERRO in italiano. In console. Nightlife Sessions.
tante coppie, tante collaborazioni come sempre. Questi erano Bouras e Veenmol con FERRO. Andiamo avanti, ancora 3 brani da ascoltare, da ballare, con cui divertirsi. Quello che arriva è un'altra collaborazione, stavolta parliamo di Metodi, Hristov e Vaunt con il brano che si chiama LUNAE. LUNAE. Nightlife Sessions. Ritmo. Sygma. Diretto da Roma, Italia. In ombra nottes, in ombra LUNAE, 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 in ombra nottes. Ed era LUNAE di Metodi, Hristov e Vaunt. Ancora 2, -2 e poi ci salutiamo. Stavolta un pezzo con un titolo veramente particolare, riferimento sicuramente alla trilogia, anzi al primo film della saga di Matrix. Parliamo di onTune, che esce su Who's Afraid of 138 con questa Take the Red Pill, Take the Blue Pill. Take the red pill.
the red pill. Take the blue pill. Take 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 the red pill. Ed era appunto riferimento, anzi sicuramente un riferimento a Matrix, alla famosa scena della pillola, perché take the red pill, take the blue pill, prendi la pillola rossa o prendi la pillola blu, caro Neo, fai la tua scelta. Il nuovo singolo di onTune. Arriviamo all'ultimo pezzo per questa settimana, ad opera di Akku e Divisional Phrase, titolo curioso N09.
Sygma. Stai ascoltando Nightlife Sessions. Nightlife Session. Nightlife Session. your brand of evolution. Era N09 di Akku, HKKU e Divisional Phrase, era l'ultimo pezzo per questa settimana. Avete ascoltato Nightlife Sessions, episodio numero 364. Appuntamento la settimana prossima. Ciao da Sygma.